Assurda tragedia nel pomeriggio a San Biagio di Callalta. Il carico di cemento di un tir si stacca dal rimorchio e travolge la 76enne di Nazzanate in bicicletta, uccidendola sul colpo. I residenti sotto shock per la fine di Dina, il racconto dei testimoni che hanno sentito il botto e visto la donna sepolta sotto i blocchi. Il ricordo passava sempre qui in bici, non riusciamo a crederci. Veneto avanti sul fine vita dopo Stefano Geller, via libera alla seconda procedura di suicidio medicalmente assistito per una 78enne malata oncologica, è solo il quarto caso in Italia. Tante le richieste di informazioni nella Marca trevigiana, l'ultima poco più di una settimana fa l'associazione Coscioni, ma in tanti guardano al Consiglio regionale. 10 auto confiscate in una settimana, risultato record della Polizia Locale di Castelfranco dopo l'acquisto del nuovo sistema Targa System. C'era chi girava senza patente. I drammatici giorni dell'alluvione raccontati da Carlo Albonetti di Faenza e la sua commozione ricordando l'aiuto dei volontari e dei suoi amici ed ex commilitoni arrivati dalla Marca. 7 vescovi e oltre 200 sacerdoti hanno dato oggi l'ultimo saluto a Monsignor Antonio Marangon, una delle guide spirituali della diocesi di Treviso e di Vittorio Veneto. Ultimo giorno di scuola per molti istituti a Treviso, consuete cerimonie di ammaina bandiera da parte del gruppo Alpini Salsa Reginato, che alle Stefanini traslocate al Turazza hanno addirittura portato un pennone portatile. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa nostra edizione trevigiana, con l'assurda tragedia che si è registrata nel pomeriggio a San Biagio di Callalta. Una donna di 76 anni travolta da dei blocchi di cemento, ma ci racconta tutto sul posto la nostra Daniela Sizia con Lucio Zanato. Buonasera Daniela. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori. Sono qua con la nostra Nicoletta Rizzetto e vi facciamo vedere il camion che ha alle mie spalle, che è il camion dove sono proprio scivolati i bancali, li vedete là, le lastre di cemento che hanno travolto di Nazzanata, classe 47. Lo vedete dall'altra parte, si possono ancora vedere, ci sono le lastre ferme, e invece da questa parte, dove vedete anche la polizia locale che sta facendo le foto, da lì sono cadute. Cosa è accaduto? La signora veniva dalla parte opposta della strada in bicicletta, la scorta, così si chiama, la macchina che era davanti al camion, si è fermata, ha chiesto alla signora di fermarsi, forse la signora non ha sentito, forse pensava di riuscire a passare, sta di fatto che quando si è avvicinato al camion, su questa curva che la vedete è strettissima, l'autista si è spaventato perché era molto vicino al camion, quindi ha frenato e le lastre sono cadute e l'hanno travolto. Ora è da capire, e questo stanno cercando di capire, li vedete alle mie spalle, lo Spisal, i tecnici dello Spisal e la polizia locale, se queste lastre dovessero essere in qualche maniera bloccate, perché se vedete dall'altra parte non sono bloccate da niente. Fra l'altro il camion era partito davvero da pochissimo, da qualche centinaia di metri, dove c'era un cantiere che era terminato, quindi la gru era stata rimossa, era stata messa sul camion per essere portata via. Forse non doveva fare nemmeno tanta strada. La ricostruzione è davvero difficile perché ovviamente qui in paese sono tutti sotto shock. Una signora, fra l'altro, che è conosciuta, che era abituata a andare in bicicletta, era abituata a fare queste strade, ci dicono i residenti non passano tantissime macchine, però qualche volta passano i camion. Fra l'altro una strada che, la potete vedere, è una curva bella pericolosa, stretta, e fra l'altro anche di là ci sono altre curve, quindi una strada comunque considerata pericolosa. Il camion ci passava davvero a pelo, e come vedete si è fermato proprio a ridosso del ciglio della strada. Come vi ho detto, ora si sta ricostruendo tutto, c'è la tragedia, c'è quella che chiamano veramente una fatale tragicità della cosa, dell'incidente, ancora non si riesce a capire, e non si riesce nemmeno a capire perché la signora non si sia fermata, ma abbia voluto comunque continuare la strada. Tante domande, però insomma c'è solo in questo momento la disperazione per la vittima, la disperazione per la morte di una persona considerata davvero molto attiva,
viva, camminava sempre, passeggiava sempre, molto conosciuta e molto solare, e ci diceva un consigliere comunale qua di San Biagio, davvero una famiglia unitissima questa, una tragedia immensa, e noi vi facciamo sentire ora le testimonianze che abbiamo raccolto subito dopo il fatto, chi ha visto la tragedia e chi ha sentito questo boato immenso, perché poi insomma sono lastre, le vedete, di cemento che pesano quintali, hanno sentito questo boato e sono ovviamente usciti tutti. Sentiamo dunque le testimonianze anche di chi conosceva questa signora, la conosceva bene. Un grande botto. Poi è uscita. Sono uscita e sono venuta a vedere e ho visto tutto queste cose, i blocchi sopra della bicicletta della persona, insomma. Ma non sapevo chi che era, non sapevo niente. Sconvolgente. Conosceva la signora? Beh, la conosco, sì, perché se è quella che dice, sta appena avanti qua. Lei veniva sempre di qua in bicicletta, ci dico. Faceva sempre i suoi giretti in bicicletta, sempre. Mattina, sera andava dai suoi figli a trovarli, sì. Che i camion passano spesso qui in questa strada. Camion, che ne passa di tutti i colori qua. Senta, ma abbiamo visto l'autista che è davvero sconvolto per quello che è accaduto. Perché veniva fuori da quella stradina e davanti c'era uno che lo seguia, che gli diceva fermate, gli ha detto a sta signora. A sto punto qua gli ha detto fermate. La signora si vede che non pensava, è andata più avanti e l'ha appena sul rimorchio. È andata più avanti, gli aveva detto di fermarsi. Sì. Si è avvicinata la signora? Sì, era già morta. Non l'ho conosciuta chi era. No, butta via che macchina. Senta, ma lei l'ha controllata, tutte le lastre erano addosso alla signora di cemento? Sì, tutte e tre le lastre. Sì, era solo che una roda fuori, no? Aveva la testa schiacciata e un braccio, però non l'ho conosciuta chi era. Che fine che ha fatto. Era purtroppo quando lei si è avvicinata era già morta? Sì, era già morta. Abita 500 metri da qua. Sì, 500 metri da qua. Sì. Quindi passava sempre qua in bicicletta? Sì, no, è molto conosciuta. Mi dispiace tantissimo. No, è in pensione. Marito è un ex ferroviere, pensionato delle ferrovie, sì. Tutti i giorni era o camminare o bicicletta. Sì, era No. un abitué. Un abitué, sì. Faceva il giro in bici solitamente. Qua è successo, vale a capire come, perché è una dinamica molto, molto strana, insomma. 3 blocchi che si staccano dal camion e la prendono sotto, no. Sì, la conoscevo, siamo amici da tanto tempo, qui abita vicino a mia mamma, andava spesso a trovare mia mamma. Una tragedia. Immaginabile, non ci credo ancora. Passava di qua spesso lei? Sì, faceva sempre la gita in bicicletta, era molto attiva, sportiva. Cristian, hai sentito insomma le testimonianze e vi faccio vedere perché stanno continuando, la polizia locale, lo Spidla, stanno continuando a guardare il camion, perché davvero è un incidente difficile da ricostruire, non si capisce come possano essere scivolate queste lastre addosso alla signora e sembra, ma prendetelo con il condizionale, che probabilmente queste lastre avrebbero dovuto essere ancorate in qualche maniera o in contenitori. Servono, ci hanno spiegato, proprio per tenere ferma la gru. La gru viene posizionata nel camion e poi vengono messe le lastre a destra e a sinistra, però in qualche modo ancorate, perché è successa la tragedia, ma avrebbe potuto succedere in qualsiasi momento, anche passando in un dosso, ci dicevano. Quindi insomma una situazione davvero pericolosa, tutta da ricostruire. Il condizionale è d'obbligo, i tecnici dello Spisa stanno continuando a lavorare ed è un incidente effettivamente, ci diceva anche il comandante della polizia locale, insomma abbastanza anomalo, che non si è insomma mai visto, e quindi bisognerà capire. Certo è che li vedete alle mie spalle, ci sono il signore che ha il cappellino giallo, le signore che era proprio davanti al camion, che aveva la scorta, che era quella macchina che vedete lì, e
e che si è fermato, si è sceso dalla macchina per tentare di fermare la signora. Poi tutto il resto ovviamente sarà da ricostruire. Qua in paese sono arrivati davvero tantissimi residenti, occhi lucidi, la disperazione, insomma una signora molto conosciuta che abitava veramente a poche centinaia di metri da qui e a casa adesso dei familiari, un via vai di amici, di parenti e anche l'ex sindaco, i consiglieri comunali, insomma, per portare le condoglianze. Come potete capire, insomma, c'è la disperazione in questo momento e anche l'incapacità di capire un incidente così, una tragedia, una fatalità così grande. Cristian, se non ho domande io ti restituisco la linea. E io ti ringrazio per questa tua corrispondenza con Lucio Zanato, una dinamica veramente tutta da ricostruire nei prossimi minuti, nelle prossime ore. E noi veniamo a un caso che sta facendo discutere a livello nazionale. È il secondo caso che si registra in Veneto, il quarto in Italia, di via libera alla pratica di suicidio medicalmente assistito. Si tratta di una signora di 78 anni, Gloria, il suo nome, un nome di fantasia. Sono emozionata e orgogliosa di essere veneta, le parole affidate all'avvocato Filomena Gallo. Ha dichiarato che finalmente si sente libera di poter decidere, affermando che ha avuto una vita molto felice e morirà felice quando sarà il momento. Sono queste le parole che Gloria, signora veneta di 78 anni, paziente oncologica, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, dopo aver ricevuto il via libera al suicidio medicalmente assistito da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico. Potrà essere Gloria stessa a decidere quando sarà l'ora di dire basta. È il secondo caso in Veneto, dopo quello del vicentino Stefano Geller, affetto da distrofia muscolare, il quarto in tutta Italia dal 2019. La procedura per Gloria, nome di fantasia, è iniziata nel novembre 2022 con l'autorità sanitaria che ha attivato un'equipe multidisciplinare, così come previsto dalla cosiddetta sentenza Cappato emessa 4 anni fa dalla Consulta. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale rende non punibile l'aiuto al suicidio medicalmente assistito quando il malato è un malato che ha una patologia irreversibile, che produce sofferenze che la persona reputa intollerabile, è mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è completamente capace di autodeterminarsi. Tutte circostanze che nel caso di Gloria sono state verificate, così come sono state fissate scrupolosamente le tappe del passaggio. Non c'è personale medico disponibile, ma macchinario e farmaco saranno forniti dall'azienda sanitaria e la signora si avvarrà di un medico di fiducia e saranno forniti presso il domicilio, perché la signora ha scelto che quando sarà il momento avverrà tutto presso il suo domicilio. Parla di esempio veneto Filomena Gallo, ringraziando lo stesso Luca Zaia per la sensibilità sul tema, e questo di fronte a tante regioni che invece non stanno adempiendo, dalle Marche all'Umbria. Ma al di là della politica restano le persone. Gallo è in continuo contatto con Gloria. È emozionata, è contenta perché sa di aver ottenuto qualcosa che potrà rinviare, potrà aspettare fino all'ultimo momento e non è costretta ad andare all'estero e privarsi dei suoi cari, e potrà restare nel suo mondo, quello dove ha vissuto per 78 anni. Ripete anche che è importante che le persone sappiano, conoscano i loro diritti, e lei è orgogliosa di essere una cittadina veneta. E sono sempre di più i veneti, i trevigiani che chiedono informazioni proprio sul fine vita, l'associazione Luca Coscioni e non solo. E questo in attesa che in materia si esprima anche il Consiglio regionale del Veneto. Io ho ricevuto una telefonata che sarà una settimana, ovviamente non ho dato una risposta io, ho mandato la persona interessata dal nostro consulente, che invece è formato per gestire attività di questo tipo, però è una cosa veramente di 7-8 giorni fa. Quindi vuol dire che c'è una sensibilità che è presente. Chi lo chiede per sé, chi lo chiede per qualcuno della famiglia,
però servono anche informazioni. Riceviamo spesso telefonate di persone che vogliono avere informazioni e intanto chiedono subito della Svizzera, direttamente dalla Svizzera. Siamo noi delle volte a dire: guardate che ci sono passaggi diversi, non occorre andare direttamente in Svizzera, ci sono modalità più complesse di gestione di questo problema, che parte dal testamento biologico, passa per le cure palliative e eventualmente si arriva anche alla soluzione, come dire, definitiva. Però è un problema e quindi è giusto che tutti se ne facciano carico. A parlare Giampaolo Sbarra, docente preside trevigiano, tra i fondatori della cellula Luca Coscioni a Treviso, realtà che negli ultimi mesi ha portato avanti una raccolta firme per chiedere al Consiglio regionale di legiferare in materia di suicidio medicalmente assistito e colmare un vuoto normativo solo in parte compensato dalla Corte Costituzionale. Mi auguro che il Parlamento regionale sia in grado di fare una scelta di civiltà di questo tipo, assecondando anche, come dire, le intenzioni del Presidente. Temo che a livello nazionale non ci siano ancora ci siano dei pregiudizi ideologici. Ecco. Il fatto che le aziende venete comincino a riconoscere questo diritto sta, diciamo, sensibilizzando le persone a riflettere sulla possibilità di chiederlo. Per cui magari a noi arrivano le richieste più informative, meno decisorie, diciamo, però quelle informative sicuramente arrivano e sono numerose. Per Visentin i trevigiani sono maturi, sullo sfondo una vicenda nota a tutti, tra le prime in Italia. La storia che ricordo di più ovviamente è quella di Paolo Ravasin, che però ha avuto un percorso completamente diverso perché i presupposti di legge erano diversi e perché Paolo ha sempre scelto di fare una battaglia pubblica accanto a noi e insieme a noi, e quindi insomma è stato un percorso che abbiamo proprio fatto insieme, ma era leggermente diverso ovviamente da quello di cui si sta parlando in questo momento. Ritorniamo sui temi della sicurezza stradale dopo aver aperto questa edizione del nostro telegiornale con la tragedia di San Biagio di Callalta. Andiamo a Castelfranco Veneto, dove ci sono dei risultati davvero straordinari, per certi versi quanto gravi. In una sola settimana, grazie al sistema Targa System, sono state confiscate 10 auto. Penso che una delle infrazioni più intollerabili sia quello di circolare senza il tagliando di assicurazione. Capita un incidente, vediamo che capitano, insomma sapere che chi è vittima dell'incidente non possa essere ristorato dall'assicurazione secondo me non è assolutissimamente da perdere di vista, da perdonare o da lasciar correre. C'è chi la chiama tolleranza zero, di fatto quella attuata nell'ultima settimana dalla Polizia Locale di Castelfranco Veneto è una stretta che riguarda soprattutto le infrazioni più gravi. Attraverso il nuovo sistema mobile di Targa System installato sulle vetture della municipale sono stati beccati conducenti alla guida con patente revocata, vetture prive di assicurazione o sottoposte a sequestro, e c'è chi la patente proprio non ce l'aveva. Alla fine il comando di Via Venale in 7 giorni ha sequestrato 10 vetture per la confisca. Abbiamo acquistato questo nuovo strumento, questo Vista Red mobile, ci consente di identificare, di sapere subito in tempo reale se il mezzo è assicurato, se il mezzo è revisionato, e questo insomma ci fa andare sostanzialmente a colpo sicuro, andando a colpire coloro che non sono a posto con il codice della strada, e sono contento di aver intrapreso questo percorso. Questo sul fronte della repressione. C'è poi quello della prevenzione, dell'educazione stradale in un territorio, quello della Marca, che continua a essere maglia nera sul fronte degli incidenti stradali. Bisogna continuare ad investire su quelle fasce di ragazzi che si stanno patentando o che hanno da poco preso la patente, e parallelamente lavorare anche su fasce più deboli. Noi abbiamo cominciato a Castelfranco Veneto sulle scuole materne addirittura, con il vigile Renzo che insegna ai ragazzi i comportamenti di minima per poter utilizzare la strada in sicurezza, anche i semplici attraversamenti pedonali. E nella Marca intanto scattano nuovi controlli da parte della Polizia Stradale. Gli incidenti stradali rimangono una piaga per la Marca. Distrazione, alcol, uso di sostanze stupefacenti e velocità rimangono i fattori che provocano maggiormente gli incidenti, ma non solo. Purtroppo riscontriamo ancora tanti conducenti che non fanno utilizzo delle cinture di sicurezza, da ultimo la Campania che ha attestato che su 24 veicoli controllati ben 19 conducenti non ne facevano utilizzo. Questo è un comportamento che non è tollerabile perché è irrispettoso della propria vita.
Scatteranno i controlli per arginare le stragi del sabato sera. Non solo, ma saranno anche sorvegliate le zone di eventi e manifestazioni, dove si prevede un grande afflusso di gente. Troppo spesso ci si mette alla guida in stato di alterazione. Quindi intensificazione dei controlli sotto questi comportamenti scorretti che incidono notevolmente, se non totalmente, nel fenomeno della violenza stradale e della mortalità. In questi giorni prende il via la campagna informativa Guida Sicura grazie alla collaborazione tra Aspiag, Service de Spar e la Questura. Un opuscolo con regole e comportamenti da adottare alla guida, insomma messaggi chiari ed incisivi. Questo perché il primo artefice della sicurezza sulla strada, sia che si tratti di un conducente di un veicolo, sia che si tratti di un pedone, di un ciclista o di un motociclista, è la persona stessa. Possiamo costruire macchine tecnologicamente sicure, possiamo fare strade sicure, ma la maggior parte, direi quasi la totalità degli incidenti è determinata dall'inosservanza delle regole e dalla distrazione. I dati relativi alle vittime della strada nella Marca parlano di un trend costante negli anni, a parte il 2001 con 140 vittime, poi nel 2010 82, nel 2015 57, nel 2002 60, nel 2022 62. Per quanto riguarda invece i pedoni uccisi, 13 nel 2021, 11 nel 2022. In aumento i comportamenti scorretti, quelli per cui tutte le istituzioni delle forze dell'ordine stanno lavorando, task force messi in campo per prevenire le vittime. Anche una sola è una sconfitta per tutti. Truffa in sede d'esame per conseguire il titolo della patente B. Aveva con sé smartphone e auricolari per copiare. Denunciato un trentenne. Se ne è occupata la Guardia di Finanza. Siamo intervenuti presso la motorizzazione civile scoprendo nel corso di una sessione d'esame che uno dei candidati si era dotato di un kit composto da uno smartphone e da un auricolare per superare fraudolentemente la prova d'esame per il conseguimento della patente B. Teneva nascosto uno smartphone sotto la felpa con la quale si è presentato all'esame, accuratamente bucata all'altezza della fotocamera, così che la persona terza collegata in videochiamata potesse suggerire le risposte corrette tramite gli auricolari senza fili di cui era dotato il candidato, un trentenne di origini indiane. A sventare la truffa l'esaminatore, che insospettito da uno strano brusio si è avvicinato all'uomo cogliendolo in flagrante. Ha confessato e ha riferito di aver ritirato questi strumenti per superare in modo fraudolento l'esame poche ore prima della sessione presso la stazione ferroviaria di Treviso al prezzo di 2.000 euro che avrebbe dovuto consegnare a un suo connazionale. Il trentenne straniero impiegato come contadino in un'azienda agricola del Trevigiano è stato denunciato. Si tratta di un reato punito con la reclusione fino a 1 anno. Il nostro intervento è stato finalizzato a garantire la regolare esecuzione delle sessioni d'esame per il conseguimento di titoli abilitativi. Ritorniamo sulla polemica riguardante l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale. La raccolta firme annunciata e organizzata da Coalizione Civica inizierà domani mattina a Varco Manzoni dalle 9 alle 12.30 per proseguire nel pomeriggio in piazzetta del Battistero dalle 16 alle 19. Diciamo no all'aumento dei biglietti e degli abbonamenti dell'autobus, spiega in una nota Luigi Calesso, per un trasporto pubblico sostenibile per le tasche dei cittadini e per l'ambiente. Nuovo bar, rimaniamo in città per via Roma Treviso al posto dell'ex Total Look. Apre dopo anni di chiusura un locale che segna un punto di inizio per la riqualificazione del quartiere della stazione. Non ci spaventa perché siamo pronti comunque a rispondere eventualmente a quello che succederà, ma ci intriga tantissimo il fatto che i nostri clienti che ci stanno venendo a visitare in questi giorni ci fanno innanzitutto i complimenti per la bellezza del posto, ma ci ringraziano di aver scelto di aprire un punto vendita così bello e così grande in una zona che per anni magari è stata lasciata un po' in disparte.
Ha aperto da sole 2 settimane, ma sembra già avere un impatto positivo su Via Roma, uno dei punti più critici di Treviso, spesso teatro di risse tra ragazzi e situazioni di degrado. La posizione è probabilmente un po' particolare, ma ci piacciono le sfide, quindi avere la possibilità di avere un locale all'interno di un quartiere frequentato da tantissime persone di diverse fasce d'età ci dà la possibilità di esprimere tutto ciò che è la nostra offerta. Il locale, che fa parte di una catena, con i suoi prodotti guarda non solo ai cittadini ma anche ai giovani e ai visitatori della città, sempre più a vocazione turistica. Qui prima c'era un negozio chiuso ormai da anni, uno dei tanti buchi neri del centro, che ora torna a vivere e a diventare un punto di riferimento antidegrado del quartiere. Sarebbe bellissimo diventare il portabandiera di questo nuovo cammino. E ci piacerebbe lasciare il segno a Treviso con quello che è la nostra filosofia di qualità e amore e passione di questo lavoro. L'alluvione in Emilia-Romagna, quei drammatici giorni raccontati da Carlo Albonetti di Faenza e la sua commozione, ricordando l'aiuto dei volontari e dei suoi amici arrivati dal Veneto e dalla Marca trevigiana. Noi siamo stati evacuati il martedì, poche ore prima che rompessero o arrivasse l'ultima piena che era prevista per le 11 di sera, e poi noi siamo tornati 8 giorni dopo che non avevamo luce, gas e tutto, però i ragazzi di Treviso scusi, ci hanno lasciato un fornellino e ci siamo fatti delle uova, ecco, tutto qua. La commozione prende il sopravvento quando Carlo Albonetti racconta i giorni dell'alluvione, quando il 60% della sua città, Faenza, viene colpita da acqua e fango, quando 25-30 mila suoi concittadini si trovano con le case allagate e oltre 12.000 persone perdono tutto, compresi i documenti. Giorni impossibili da dimenticare. La sua casa è stata invasa da 2 metri d'acqua, ma in alcune zone il livello ha raggiunto anche gli 8 metri, come l'abitazione del figlio ristrutturata appena l'anno scorso. Ma in questa catastrofe c'è un lato positivo, quello della solidarietà con l'esercito di volontari che ha lavorato sin da subito al fianco dei residenti. Quelli che sono arrivati, volontari, che sono arrivati a migliaia, grazie a loro si è rimesso in piedi abbastanza velocemente, altrimenti saremmo ancora qua. Chiunque è venuto da 500-600 km di distanza merita un plauso ancora di più, perché qualcuno poteva fare, non ha fatto. In aiuto di Albonetti e della sua famiglia anche gli ex commilitoni dal Veneto in 6, con 2 furgoni dal Vicentino e dalla Marca, carichi di gruppi elettrogeni, idropulitrici e aspiratori. Tra loro Rolando Bortoluzzi da Mareno, che ricorda l'arrivo a Faenza, e la voce si incrina. La realtà è molto più cruda, la realtà è molto più... Come arrivati ci siamo quasi bloccati perché pensavamo sì, ma non una cosa del genere. Sembravano una distruzione totale, peggio di una guerra. Intorno a loro persone che avevano perso tutto. Ho visto delle persone a cercare tra appunto la melma delle cose affettive, delle foto, le poliva con... Quelle sono cose che ti rimangono dentro. Le persone proprio che hanno perso tutto. Ho trovato tanta dignità di tutte persone normali, persone qualsiasi. E tutti lavoravano, si davano da fare, nessuno si lamentava. Ci siamo rimessi in piedi, ma i danni sono enormi, ci vorrà molto tempo, spiega Albonetti, che racconta poi come la paura sia ormai una compagna di vita, ancora di più ora guardando la situazione del fiume Lamone. Crollando anche i campi di fianco, si sono riempiti i fiumi. Il fiume non esiste più, l'alveo è coperto, non tiene più un litro d'acqua, non possono tenere questi fiumi. Ora, di qui in avanti, questi qui non li dragano subito. Se non li dragano subito e non rifanno gli argini immediatamente, siamo lì. La prima nuvola che vediamo giù in cielo, cioè, abbiamo i sudori addosso. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso e raccontarvi l'ultimo saluto a Monsignor Antonio Marangon. Come per tanti altri sacerdoti della diocesi di Treviso, Don Antonio è stato per me un grande maestro di vita spirituale, alimentata dalla parola di Dio, alla quale mi ha introdotto sia con rigore scientifico che con rara sensibilità sapienziale. È la testimonianza del trevigiano Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ora vescovo di Udine, ma in fondo è solo una delle tantissime che descrivono l'opera spirituale di Monsignor Antonio Marangon, morto martedì scorso nella Casa del Clero all'età di 90 anni, dopo 65 di ministero sacerdotale.
A leggerla Monsignor Michele Tomasi, guida trevigiana che ha presieduto i funerali solenni oggi pomeriggio nel Tempio di San Nicolò. Con lui ben 7 vescovi, 3 emeriti e titolari, come il vittoriese Monsignor Corrado Pizziolo o Monsignor Giuliano Brugnotto, dal settembre scorso alla guida della diocesi di Vicenza dopo essere stato vicario a Treviso. O ancora Monsignor Paolo Magnani, che nonostante i suoi 97 anni non è voluto mancare alle esequie di quella che è stata la guida spirituale delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Insigne biblista, ha avuto la capacità di dare a tutti la giusta chiave di lettura delle Sacre Scritture. Ecco perché, con gli oltre 200 sacerdoti che l'hanno accompagnato nell'ultimo viaggio tra i banchi del Tempio dove officiava messa quasi ogni settimana alle 6:30 della sera, c'erano anche tanti laici che, grazie a Monsignor Marangon, hanno trovato nelle Scritture, come nei tanti viaggi nei luoghi del cristianesimo in Palestina, le risposte alla propria fede. Perché per voi sacerdoti è stato così importante questo emissario della fede? Perché è stato un profeta del Concilio Vaticano II, ci ha aiutato a capirlo e ad attuarlo. Ha generato alla fede una moltitudine enorme di sacerdoti e di laici, insegnandoci la Sacra Scrittura, però non solo dal punto di vista intellettuale, ma aiutandoci a capire che quella scrittura ci introduceva all'ascolto della parola di Dio. Ariese Pio X, ora per l'importante riconoscimento a un carabiniere. Un premio per chi nei secoli è fedele e questa fedeltà la trasferisce ogni giorno nel quotidiano, nella tutela del territorio e della sua sicurezza. A ricevere l'onorificenza di un attestato che racchiude in sé stima e riconoscenza è stato il luogotenente carica speciale dell'Arma dei Carabinieri di Riese Pio X, Mauro Pozzobon. È stato un premio particolarmente gradito da parte mia e da parte di tutti i militari della stazione per il lavoro di squadra che è stato fatto in questi anni. Il riconoscimento è stato consegnato in seno al 209° anniversario dell'Arma dei Carabinieri dal comandante interregionale. La motivazione è nobile quanto prestigiosa, essendo il riconoscimento un premio per le qualità personali e professionali e per essersi distinto nel delicato incarico di comandante di stazione distaccata, conseguendo brillanti risultati operativi. Una soddisfazione condivisa e da condividere con l'Arma e i militari, sentinelle preziose, al tempo stesso supporto umano e non solo per i cittadini. La soddisfazione del luogotenente Mauro Pozzobon, originario di Romano de Zellino, è tanta. È stata una grande soddisfazione, anche se non siamo abituati perché il nostro lavoro viene svolto in silenzio. Viene svolto in silenzio con il massimo della dovizia e con la massima propensione verso la popolazione. Il riconoscimento della scala gerarchica è importante, è una grande pacca sulla spalla a me e ai miei uomini che ci aiuterà di più, a fare ancora di più di quello che abbiamo fatto. 2500 in corsa, grande partecipazione all'Alba a Treviso per la 7ª edizione della corsa 5 alle 5 organizzata da Salvatore Bettiol per la prima volta anche in veste di atleta e dallo staff della mezza maratona cittadina dell'8 ottobre. 5 km e 600 metri di corsa attraverso strade e piazze del centro storico, poi colazione per tutti sulle mura. Ora l'esperienza verrà ripetuta a Bari, Padova e Caorle. La corsa quindi anche Salvatore Bettiol, mister maratona, l'uomo delle 2 Olimpiadi con il 5° posto di Barcellona 1992, degli argenti a New York e a Londra, delle 2 vittorie a Venezia. Vi raccontiamo adesso l'ultimo giorno di scuola per molti studenti trevigiani, così gli alpini della salsa Reginato alle Stefanini. Buongiorno ragazzi, ragazze. Oggi siamo qui per la Maina Bandiera di chiusura dell'anno. Si concludono così le vostre attività scolastiche. Ora procederemo con la cerimonia della Maina Bandiera. Sapete tutti l'inno d'Italia, quindi cantatelo, mano sul cuore. Però la scuola, curiosamente, non ha né pennone né tricolore. E allora gli alpini non sono persi d'animo e lo hanno portato loro.
Un palo telescopico da campo con relativo basamento per non mancare al consueto appuntamento di fine anno con studenti e insegnanti. Cerimonia dal fortissimo senso civico quella di oggi al Turazza per l'ultimo giorno di scuola, perché gli alunni del Stefanini, seppur in una sede provvisoria, non potevano salutare la fine dell'anno senza il rito della Maina Bandiera cantando l'inno degli italiani. Impegno alpino iniziato già alle 8:30 alle Fanne di Viale Brigata Marche e continuato alle Masaccio vicino al Parco Eolo, poi alle Ciardi del villaggio Gescal, le Volte lungo il Sile e le Prati vicino a Porta Caolo Alberto. Ma qui, al Turazza, l'impegno è stato triplo. Oltre al pennone e al picchetto c'è stata la consegna del tricolore alla dirigente scolastica davanti agli studenti. Un gesto che da solo vale una lezione di educazione civica, che gli alpini cercano di diffondere non solo tra i ragazzi. Cercheremo in tutte le maniere di incrementare questa partecipazione dei gruppi alpini presso le scuole, presso le strutture e anche a tutte le associazioni che avrebbero bisogno di una presenza seria. Vediamo adesso il tempo che ci attende per il weekend con il nostro generale Iannicelli. Un anticiclone che stenta ad affermarsi su di noi favorisce ancora condizioni di instabilità più o meno intense e questo è dovuto, come è evidente dalla carta, da un'alta pressione che è localizzata addirittura all'estremo nord dell'Europa e proprio da quella posizione fa discendere, fa scorrere aria fresca instabile da nord-est verso sud-ovest. Ecco, forma queste linee di instabilità, aria fresca che si scontra con aria più calda, sta facendo abbastanza caldo in pianura da noi ma anche sulle Alpi. Lo scontro di queste due masse d'aria danno questi temporali, questa instabilità ricorrente. Altra anomalia, vedete sulle Azzorre, sull'Atlantico, lì dovrebbe esserci in questo periodo l'anticiclone delle Azzorre, che è il vero artefice dell'estate, troviamo invece un'altra depressione. Ecco, tutte queste situazioni creano l'instabilità di cui parlavamo. Più nel dettaglio, infatti, sabato mattina ancora un po' di instabilità, qualche fenomeno residuo, poi dei rasserenamenti. Domenica una giornata soleggiata, bella, calda. Lunedì lo stesso, pure i primissimi giorni della prossima settimana. Poi ancora instabilità, che si traduce, come ripeto, in temporali sparsi, qualche precipitazione, ma nella seconda parte, quando abbiamo molto caldo, l'aria si riscalda, un piccolo impulso di aria fresca, ecco che abbiamo il fenomeno. I venti intanto saranno deboli o qualche rinforzo dai quadranti orientali, le temperature dai 16 ai 20 gradi le minime e le massime 25-26 gradi, anche se domenica proprio il tempo soleggiato favorirà una temperatura anche di 30 gradi, sempre all'ombra. L'Alto Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. La discussione sul villaggio olimpico a Cortina in primo piano. CGIL e Cisle Will lanciano una raccolta di firme per fermare il progetto e rilanciare il recupero dell'ex colonia Enia Borca di Cadore. Nessuno ha chiesto nulla rispetto agli interventi olimpici sul territorio, affermano i sindacati che hanno effettuato uno studio sulle infrastrutture rispetto alle necessità del territorio. 3 mesi fa la proposta del comune di Borca di Cadore, sposata dall'amministrazione provinciale, venne respinta al mittente, ma per un cambio di rotta sulla scelta del villaggio olimpico non è mai troppo tardi perché nulla è scritto sulla pietra. Lo hanno affermato oggi i segretari di CGIL, Cisle, Will, che hanno presentato un documento argomentato e lanciato una raccolta firme a sostegno del recupero dell'ex villaggio Enia Borca di Cadore. Noi chiederemo alla popolazione di esprimersi rispetto a quello che succede nel suo territorio. Per quanto riguarda la partita olimpica, nessuno ha chiesto nulla alla popolazione di Belluno. No al consumo ulteriore di suolo e no allo spreco di denaro. 39 milioni di euro è previsto, costerà il villaggio olimpico a fiamme. Se quell'investimento per una struttura prefabbricata usa e getta pare un affronto rispetto alle necessità del territorio. Lo studio che abbiamo fatto con approfondimenti tecnici ci dice che c'è un'area di maggiore emergenza rispetto a quella di Fiamme, che comunque è un'area di emergenza a rischio idrogeologico P2, che è quella di Borca. Quello che noi chiediamo è che le risorse pubbliche vengano destinate per
gestire l'emergenza che è già adesso in essere. La richiesta dei sindacati è di destinare quelle risorse per la messa in sicurezza della cittadinanza di Borca oggi e contestualmente a recuperare il villaggio, che è un patrimonio del territorio. Questo villaggio potrebbe appunto dare sostegno per i medici e gli alloggi dei medici, alloggi dei cittadini, degli studenti, prevedere anche a livello turistico alcuni insediamenti. Quindi secondo noi è un'idea che va proposta alla popolazione, alla Regione, al Comitato Olimpico. Comitato che già di suo ha disposto che l'evento risponda a coordinate di sicurezza, sostenibilità e di eredità per il territorio. La raccolta firme partirà in questi giorni a Borca di Cadore, si estenderà in tutta la provincia e si concluderà entro il mese di luglio per essere inviata alla Regione e al Comitato organizzatore. L'auspicio di CGIL, CISL e UIL è che anche la politica locale batta un colpo. Ci ha lasciato in disparte su queste scelte. Quindi il nostro obiettivo è rilanciare. Noi speriamo che la politica possa essere con noi o almeno di intraprendere un confronto. La cronaca, un automobilista della Repubblica Ceca è morto ieri sera in seguito allo scontro tra la sua vettura e un camion parcheggiato a bordo strada. È accaduto a Malgacciapela nel comune di Roccapietore e nonostante i soccorsi tempestivi ai sanitari non è rimasto altro che dichiarare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale di Veneto Strade. Sempre ieri sera, ma a Lamon, per un malore è morto un agricoltore che stava lavorando con un decespugliatore nel suo terreno in località Baia. L'intervento di soccorso del SUEM è stato vano. Per i rilievi di legge hanno operato i carabinieri della stazione locale. Parliamo adesso di sicurezza stradale e di un accordo molto importante che è stato siglato e lanciato questa mattina. Alla guida scegli la sicurezza, un messaggio chiaro rivolto ai cittadini cui è indirizzata la nuova campagna sociale che vede in campo la Polizia di Stato e un grosso distributore commerciale qual è l'Aspiag Service de Spar. Può sembrare un'ovvietà richiamare per l'ennesima volta l'attenzione dell'utenza su queste tematiche, ma purtroppo noi vediamo che nonostante ogni richiamo, ogni appello eccetera eccetera, sì, la situazione sembra migliorare ma rimane ancora molto da fare. 990 i servizi di vigilanza sul territorio nel corso dell'ultimo anno, durante il quale sono stati rilevati 167 incidenti stradali, 4 dei quali con esito mortale. La Postrada ha contestato oltre 4.000 infrazioni, tra le quali 87 per guida in stato di ebbrezza, 104 le patenti ritirate. Ci vuole massima prudenza, i consigli sono sempre quelli di evitare distrazione alla guida e quindi veniamo al tema del telefono, del cellulare, smartphone, che ovviamente non va minimamente toccato quando si è alla guida. E poi evitare l'assunzione di alcol o droghe, adeguare la velocità al tempo e al luogo, controllare l'efficienza del veicolo e rispettare i tempi di riposo quando, come accadrà durante l'estate, gli spostamenti verso i luoghi di vacanza potranno risultare lunghi. Questa mi sembra una campagna straordinaria per cercare di coinvolgere quanto più utenza possibile e trasferirgli e ribadire dei messaggi che sono conosciuti ma che è sempre bene ricordare. È un progetto che copre tutta la regione del Veneto, quindi tutte le 7 questure. Abbiamo creato questo opuscolo che si troverà dentro i punti vendita della città di Belluno e della provincia. Noi speriamo che non si fermi solo all'utilizzo dell'opuscolo dentro i punti vendita, ma che ci sia nei prossimi mesi anche la possibilità di comunicarlo anche in altri ambienti, tra cui le scuole o anche le associazioni sportive. Dalle promesse ai fatti, con il trasferimento di tutti i detenuti al carcere di Verona si sono ufficialmente chiusi i cancelli della sezione psichiatrica della casa circondariale di Belluno. 5 anni è durata la battaglia sindacale per porre fine a un disagio diffuso, specie tra gli agenti penitenziari che sovente hanno subito le conseguenze di operare in un ambiente che aveva diverse lacune con conseguenze sia fisiche che psichiche. La chiusura della sezione psichiatrica era stato un impegno del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari nella sua visita a Belluno lo scorso 3 marzo. I detenuti trasferiti saranno assistiti da personale che assicurerà la continuità terapeutica. Nel carcere di Baldenic si potranno iniziare così i lavori di ammodernamento e di adeguamento delle celle alle normative vigenti. Questa l'ultima notizia da Belluno di questo telegiornale che abbiamo aperto con la tragedia di San Biagio di Callalta, quella donna 76enne di Nazanate
che è stata travolta da un carico, ma ritorneremo a raccontarvi questa tragedia, i suoi dettagli con gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Per il momento da Treviso e Belluno è tutto, vi lascio al meteo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora lontana dall'Italia, andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile. Il dettaglio di sabato 10 giugno. Sul Veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso, generalmente assenti sulla costa o al più locali. Piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.